L'ho somministrata, così l'infermiera segnalata da un carabiniere perché avrebbe fatto la puntura senza iniettare il vaccino al centro di Lugignano. La difesa dell'USL 2, una professionista seria, faremo le verifiche. Salta ancora l'incontro tra il sindaco medico di Santa Lucia di Piave, non ancora vaccinato, e il direttore generale Benazzi. Ora Szumski avrà 5 giorni per chiarire la sua posizione. Accelerata vaccinazioni, ultima chiamata del governatore Zaia agli over 60, ci sono 52.000 posti disponibili, poi si potranno aprire le altre fasce. Commissione Sanità, il verbale del mio intervento trasmesso in procura. A Montebelluno i funerali di Mattia Battistetti, il 23enne morto sul lavoro una settimana fa. In chiesa sono risuonate le strazianti parole di mamma Monica. Paura questa mattina in un'azienda di Asolo dove una lavoratrice è rimasta impigliata con i capelli in un macchinario riportando una seria ferita alla testa. La Caritas Tarvisina traccia uno spaccato del 2020, aumentate le situazioni di marginalità e tra le nuove richieste di aiuto quelle di operatori del turismo e ristorazione. Il caso del cagnolino Cioco, ucciso 3 settimane fa a Saletto di Brera di Piave, ora a far tornare il sorriso al suo padroncino è arrivata una cucciola Lilli. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Dunque lo avete sentito anche dai titoli, dubbi nel centro vaccinale di Lugignano su una dose di vaccino anti-Covid che non sarebbe stata somministrata ad un carabiniere. La segnalazione l'ha fatta proprio lo stesso militare dell'Arma e la vicenda ora è finita in procura. È una nostra infermiera che nella turnistica che abbiamo fatto va nei punti vaccinali a vaccinare. Premetto che questa nostra infermiera non è Novax, difatti lei ha fatto la vaccinazione sia antinfluenzale, sia per l'epatite, sia la vaccinazione contro il Covid, la prima e anche la seconda dose. Quindi sgomberiamo il campo che sia una Novax, assolutamente no. Il direttore generale Benazzi sgombra il campo da ogni dubbio, intervenendo sulla vicenda venuta alla luce dopo la segnalazione di un carabiniere che qualche giorno fa doveva sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid nel centro di Lugignano. Al momento però di ricevere la propria dose, il primo dubbio sull'effettiva avvenuta iniezione. Il militare allora decide di guardare all'interno del contenitore giallo, trovandovi una siringa ancora con il siero. A quel punto vengono chiamati i carabinieri del NAS, la vicenda arriva in procura. Anche l'ULSS 2 cerca subito di fare chiarezza. Noi abbiamo fatto un audit interno come è doveroso fare dopo appunto il caso accaduto. La signora ci ha dichiarato, l'infermiera ci ha dichiarato che lei assolutamente ha fatto la vaccinazione. Le colleghe hanno chiarito che la collega è una brava persona, che ha sempre lavorato bene. La donna, infermiera da 30 anni, era da poco impiegata nel centro vaccinale di Lugignano. Domenica aveva coperto il turno pomeridiano entrando in servizio alle 14. Questo particolare potrebbe tornare utile per fare chiarezza. I contenitori, che sono contenitori gialli per i rifiuti speciali, comunque erano già dalla mattina. La siringa poteva essere rimasta anche per la mattina. Credo che vada fatta una verifica. Ai miei ho chiesto di fare una verifica anche col gruppo di infermieri la mattina per capire se a qualcuno era caduta una siringa. L'ULSS 2 è pronta a mettersi a disposizione della magistratura. Perché interessa anche a noi arrivare ovviamente alla verità e avere la certezza che al nostro interno abbiamo persone che lavorano con correttezza, con puntualità e con precisione, cosa che la nostra infermiera ha sempre fatto nel tempo e vorremmo che appunto anche per il suo, ovviamente per il suo stato anche psicologico, che questo fosse chiarito il più presto possibile. In queste ore il direttore Benazzi ha avuto un colloquio telefonico con l'infermiera. L'ho sentita molto provata, io ho chiesto anche alla signora, ma lei ha qualche... Assolutamente no, io faccio il mio dovere, ho cercato di fare il mio dovere e l'ho sentita molto provata. Fondamentale potrebbe essere ora un esame sierologico. Fra 14 giorni potremo anche avere una verifica se la persona appunto che ha detto di non aver fatto la vaccinazione si mette a disposizione per fare un prelievo del sangue per fare gli anticorpi. Questo è un modo per capire se la vaccinazione c'è stata, sicuramente c'è anche una risposta anticorpale. Benazzi rassicura poi i cittadini che si sono sottoposti alla vaccinazione a Lugignano. È l'unica siringa che abbiamo trovato per cui tutti gli altri che la signora ha vaccinato li ha vaccinati, altrimenti avremmo trovato altre siringhe. Quindi di non preoccuparsi, che assolutamente sono stati vaccinati. E il caso Lugignano non scalfisce la fiducia dei cittadini che vanno a vaccinarsi. Rassicurazioni arrivano anche dal sindaco che attende l'esito delle indagini.
Perplessità che serpeggia sul presunto caso isolato al vaglio della procura qui al Vax Point di Lughignano, che fa largo però alla fiducia dei tanti che stamani si sono recati a ricevere il vaccino. Qui sono in media 1 migliaio al giorno, seguito dalla macchina operativa che vede impegnato personale medico e volontari. Se devo fare il vaccino, io penso che le persone siano serie e che lo facciano il vaccino, no? E di conseguenza poi se capitano queste cose qui si rimane sempre un po' perplessi, però bisogna fare lo stesso, insomma, cioè bisogna avere un po' di fiducia. Se è vero, è sicuramente un caso isolato. Ho massima fiducia. Anche il primo cittadino getta acqua sul fuoco dopo aver avuto un confronto telefonico con l'ULSS e ai tanti cittadini che chiedono informazioni a riguardo risponde così. Rassicurazioni che tutto funziona per il meglio. Ho visto che in questi mesi le cose hanno funzionato bene, ho visto un centro operativo sia dal punto di vista del personale medico sia dal punto di vista del personale dei volontari, quindi mi auguro veramente che tutto si risolva per il meglio. Quando avremo notizie dalla procura chiaramente vedremo cosa effettivamente è successo. Salta ancora l'incontro tra il sindaco medico di Santa Lucia di Piave e il direttore Benazzi, vediamo allora il perché. Doveva tenersi oggi il tanto atteso incontro tra il direttore generale dell'USL 2 Benazzi e il sindaco medico Riccardo Szumski, un faccia a faccia per chiarire le rispettive posizioni dopo la richiesta dell'azienda sanitaria al primo cittadino di Santa Lucia di Piave di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid e dopo la manifestazione di Conegliano di 2 settimane fa che aveva visto proprio Szumski tra i protagonisti. Non c'è stato e mi dispiace perché avrei avuto anche piacere veramente di un confronto franco tra colleghi, io e il dottor Szumski. No, lui ci ha detto, immagino lui è anche un sindaco che per problemi istituzionali non ha potuto venire. A questo punto depongo, come si suol dire, la voglia di vederlo. Io devo rispettare le norme, per cui i nostri devono mandare via hanno già mandato via la lettera. Lettera che dovrà ora inviare il Dipartimento di Prevenzione. Spedirà la lettera dando 5 giorni di tempo per dire, uno, se il dottor Szumski ha delle patologie tali che non può vaccinarsi, e questo con una dichiarazione del medico, 2 che è già vaccinato e poi andremo a verificarlo, o 3 che non vuole vaccinarsi e per cui poi si seguiranno le strade tracciate dal decreto legge 40. Ma Benazzi non chiude del tutto la porta. Io sono a disposizione, posso anche chiedere al dottor Szumski un altro giorno, ecco, per fare anche una chiacchierata, perché si sono dette tante cose. A me piacerebbe anche avere un confronto così, ma non pubblico, un confronto personale con lui per parlare di queste cose qua. E per quanto riguarda le vaccinazioni, ultima chiamata da parte del governatore Zaia agli over 60. Ci sono ancora 52.000 posti disponibili. Intanto cambiano le modalità di prenotazione. Ora sarà necessario inserire anche gli ultimi 6 numeri della tessera sanitaria. Abbiamo 52.018 spazi in agenda che ad oggi non sono occupati. Cosa vuol dire? Vuol dire che faccio appello a tutti gli over 60 di provvedere quanto prima, se hanno deciso di vaccinarsi, a prenotarsi, perché non escludo che questa sia l'ultima chiamata tra oggi e domani. La situazione in poche settimane si è di fatto capovolta, ora ci sono più disponibilità che prenotazioni, da qui quella che lo stesso presidente Zaia definisce l'ultima chiamata per gli over 60, dopodiché si procederà con le altre classi di età. Cosa significhi in termini operativi è presto detto. I sessantenni, il settantenni rischia di trovarsi in un mare magnum di cinquantenni è un mare magnum imponente e quindi faticherà molto a risalire la corrente per riuscire a vaccinarsi. Allora noi vorremmo evitare che si crei poi questa difficoltà, perché non siamo in grado poi di garantire corsie preferenziali. E a proposito di prenotazioni, cambiano i dati da inserire sul portale. In base alle indicazioni del garante per la privacy, oltre al codice fiscale serviranno le ultime 6 cifre della tessera sanitaria, questo per evitare hackeraggi. Campagna vaccinale che per Zaia potrebbe arrivare al giro di boa entro l'estate, anche con il sostegno logistico delle aziende. Tema strettamente connesso, quello degli spostamenti, con il Green Pass sul quale stanno accelerando sia governo italiano che Europa. Noi siamo a disposizione, abbiamo un'anagrafe vaccinale efficiente, per cui nel momento in cui si tratta di stampare su un pezzo di carta da qualche altra parte
un nuovo modulo, abbiamo un'anagrafe pronta. Zaia, che torna sulla lunga giornata di martedì in 5ª Commissione Sanità, rivelando di aver chiesto che il suo verbale della seduta venga trasmesso in procura, e sulla presunta querela di Azienda Zero al professor Crisanti, smentita dal direttore Andrea Tognolo. Dovete parlare col dottor Tognolo. Punto. C'è altro da aggiungere. Vax Day oggi nell'ULSS 2 per i 70-74 anni che non si erano ancora sottoposti alla vaccinazione. Si sono registrate soprattutto nel pomeriggio code all'esterno dei centri vaccinali per il contemporaneo afflusso di chi aveva prenotato e di chi invece vi accedeva per accesso diretto. È andato oltre le previsioni il Vax Day organizzato dall'USL 2 per concludere la vaccinazione dei cittadini dei 70 e 74 anni che non si erano ancora sottoposti alla seduta. Fondamentale la collaborazione dei sindaci. Hanno esteso l'invito a tutta la popolazione che non era stata vaccinata di questa fascia d'età e la popolazione ha risposto molto bene. Si era programmata la giornata per un afflusso di 7-8 mila persone, ma alla fine sono state molte di più. Qualche rallentamento, riporta il direttore Benazzi, è stato segnalato a Lugignano, Villorba e Godega. Per questo sono stati chiamati altri medici ad occuparsi dell'anamnesi. L'unico problema è che le persone arrivano tutte all'inizio dell'ora e alle 8 si sono presentati tutti quelli di gennaio, alle 9 tutti quelli di febbraio e così via, e non si sono scaglionati durante l'ora. Oggi somministrati i vaccini Moderna e AstraZeneca. C'è una piccola percentuale, ma molto piccola, che dice: guardi, io preferirei fare un altro vaccino, ma per il resto della popolazione viene accettato senza particolari problemi. Sapevo che era un'ancora di salvezza. Speriamo bene. Ho fatto l'AstraZeneca, avevo voglia di farlo proprio. Non ho preoccupazioni perché bisogna vaccinarsi. Intanto l'ULSS 2 ha individuato e si appresta ad inaugurare in tempi brevi il maxi polo vaccinale nel quale far confluire 5-6 mila persone al giorno. Ancora top secret la sede, anche se da indiscrezioni sembra che la scelta sia ricaduta sull'ex Maber di Villorba. La cronaca con i funerali a Montebelluna di Mattia Battistetti, il 23enne morto sul lavoro una settimana fa in chiesa, le strazianti parole di mamma Monica. Quante volte io, papà, Anna, i nonni ti abbiamo detto cambia lavoro, è troppo pericoloso. E tu, no. Le nostre paure era che tu cadessi, non che una maledetta fune si tracciasse, morì. Tu che lottavi per la giustizia, ti garantisco che finché avremo vita faremo onore alla tua persona e chi ha sbagliato pagherà. La voce rotta dal più straziante dei dolori, mamma Monica, di fronte alla bara bianca del figlio Mattia, gli promette giustizia per una morte assurda, incredibile, un incidente che in nessun modo doveva succedere. Nel Duomo di Montebelluna sono in 600 per l'addio al 23enne, morto la mattina del 29 aprile nel cantiere di via Magellano. Il comune è indetto il lutto cittadino, gli amici accompagnano l'arrivo del feretro con le moto, le fanno rombare. Gli operatori del 118 e della Croce Bianca, di cui Mattia era volontario, lo accolgono all'ingresso della cattedrale. Innaturale lasciare andare un ragazzo, un giovane uomo. Siamo sconcertati, addolorati. Insieme sentiamo urlare dentro di noi tanti perché, tante domande che faticano a trovare risposte. Giada, la fidanzata di Mattia, affida le sue parole alla mamma. Mi manchi così tanto, amore. Ti penso sempre e cercherò di sorridere come piaceva a te. Mi mancheranno i tuoi ti amo. Mi manchi così tanto. Ho perso una grande parte di me. La parte più bella di me. E poi gli amici dei tempi della scuola. Vorremmo dire un grazie speciale alla mamma, al papà e alla sorella, che insieme hanno cresciuto una persona dall'animo bello, buono e gentile. Il feretro esce dalla chiesa, risuona sul sagrato la sirena dell'ambulanza su cui lui stesso tante volte era salito per portare aiuto agli altri. I bambini della scuola di fronte lasciano andare in cielo dei palloncini bianchi, l'ultima carezza della comunità di Montebelluna a questo suo figlio. E paura questa mattina in un'azienda di Asolo dove una lavoratrice è rimasta impigliata con i capelli in un macchinario riportando una seria ferita alla testa.
Stava salutando un collega, ancora il turno di lavoro non era cominciato. Piegando la testa, i suoi capelli si sono impigliati in un macchinario in funzione che le ha strappato via la ciocca e il cuoio capelluto. Ricostruiscono così l'incidente accaduto in mattinata ai titolari dell'azienda calzaturiera Frasson di Via dell'Artigianato ad Asolo, dove poco dopo le 9 di questa mattina una dipendente, una 34enne di origini albanesi residente in zona, è rimasta ferita. Dipendente dell'azienda è stata subito soccorsa dai colleghi che hanno poi chiamato il SUEM 118. Sul posto sono in pochi minuti arrivati gli operatori del SUEM di Crespano. Il macchinario si è spento, le conseguenze sono state fortunatamente limitate a una lesione alla testa che ha tuttavia richiesto dei punti di sutura e ricovero in ospedale. Nella Marca tragicamente provata dalla morte del 23enne Mattia Battistetti, la notizia ha destato preoccupazione e fatto andare il pensiero al caso della 22enne Luana Dorazio, finita dentro l'ingranaggio del macchinario che era addetta a un orditoio in un'azienda tessile di Prato. Ad ore il nulla osta alla sepoltura di Elisa Girolametto, la 19enne di Riese Pio X, morta nel tragico incidente di Altivole di ieri mattina. Una vita spezzata, una famiglia chiusa nel suo dolore, una comunità ancora sotto shock e che aspetta di salutarla per l'ultima volta. La tragica fine di Elisa Girolametto, morta tra le fiamme dopo essersi schiantata contro una spalletta in cemento a San Vito di Altivole, ha provocato una scia di commozione e di attestati di affetto. In attesa dei funerali a San Zenone degli Elzelini, paese d'origine della famiglia, affida poche righe ai social Giorgio Gheno, fidanzato di Elisa. Ti ho aspettata tanto, sei rimasta con me troppo poco. Ciao amore mio, buon viaggio. A ricordarle in queste ore nelle sue vesti di volontaria della Croce Rossa di Bassano anche l'ULSS 7 Pedemontana con il direttore generale Carlo Bramezza. La sua scomparsa ha lasciato il segno in chi la conosceva, la ricordiamo con gratitudine. E anche per Elisa ci sarà un pensiero sabato mattina alle 11:30 a Musile di Piave, dove è in programma una cerimonia dedicata a tutte le vittime della strada promossa dal comune con l'associazione Alba, guidata da Romina Ceccato, mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 ragazzi morti nel luglio del 2019 a Jesolo, travolti da un'auto pirata. Tanti gli amministratori presenti da tutto il Veneto. Proprio Alba lancia però l'allarme: la pandemia ha messo in secondo piano i temi della sicurezza stradale. La sicurezza vuol dire collaborare. Incominciamo e penso che sia arrivato il momento, o vogliamo aspettare altre vittime? La ripartenza in giallo poi porta con sé l'euforia di vivere il tempo perduto, soprattutto tra i più giovani. Adesso c'è l'eccitazione, come avere un ormone a 1000 che ti parte e ti senti di dover liberarti un po', anche perché se no andavi via di testa. Restano troppe vite spezzate e troppo dolore. È un dolore che non si chiuderà mai, ma devi incominciare a imparare a sopravvivere e portartelo avanti. Un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Cessalto perché trovato in possesso di una pistola di marca Beretta calibro 6,35 con il numero di matricola cancellato, integrata da caricatore e 6 proiettili. Nell'automobile dell'indagato i militari hanno recuperato altre munizioni, un manganello e sostanze stupefacenti. L'uomo è accusato di detenzione di arma clandestina, ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Cambiamo argomento, la Caritas Tarvisina traccia uno spaccato del 2020, aumentate le situazioni di marginalità e tra le nuove richieste di aiuto quelle di operatori del turismo e ristorazione. Abbiamo avuto un aumento delle persone che hanno richiesto aiuti in primo periodo dal punto di vista proprio del sostegno anche alimentare e poi del sostegno economico. Parliamo di persone legate al mondo degli spettacoli viaggianti piuttosto che alle partite IVA, piuttosto che a tutti gli operatori del comparto turistico e della ristorazione. Perdita di lavoro e riduzione del reddito familiare, prima con il lockdown, poi con le restrizioni rivolte ad alcuni settori, pandemia che aumenta le situazioni di marginalità. Questo è il quadro del 2020 tracciato dalla Caritas Tarvisina, che ha registrato 210 persone che si sono rivolte per la prima volta al centro di ascolto diocesano, punto di riferimento per la città. In aumento sia i giovani sia le persone di nazionalità italiana e asiatica, in diminuzione gli stranieri provenienti dall'Africa centrale e dall'Est Europa. Ma l'aumento di richieste di aiuto e sostegno ha riguardato tutti i
centri d'ascolto e di distribuzione del territorio. I comparti dove c'è stata una maggiore richiesta sono soprattutto legati agli affitti, quindi alle utenze, al sostentamento della famiglia, e mentre c'è stata una riduzione per quanto riguarda le richieste di spese mediche. Paura nella prima ondata pandemica, sconforto nella seconda, in cui si inquadra però una nota positiva: l'incremento nel 2020 delle donazioni alla Caritas da parte di privati o enti che hanno rasentato 446.000 euro di offerte a sostegno delle attività e 273.000 euro per quanto riguarda i beni materiali. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la vicenda di Ciocco. Lo ricorderete, il cagnolino ucciso 3 settimane fa a Saletto di Breda di Piave. Ebbene, ora a far tornare il sorriso al suo padroncino è arrivata una nuova cucciola, Lilli. Gioca con il suo nuovo guinzaglio Lilli, la cucciola regalata a Filippo, il padroncino del cagnolino Ciocco, ucciso lo scorso 17 aprile sull'argine del Piave a Saletto da un proiettile. Mentre sono ancora in corso le indagini della procura e della polizia locale di Breda per individuare il responsabile, sul viso di Filippo è tornato il sorriso. Ci è stato regalato, dato che appunto avevano sentito la storia di Ciocco, e quindi è arrivata la nostra Lilli. L'uccisione di Ciocco, compagno di giochi di Filippo, a cui un paio di mesi fa era mancato il papà, aveva destato un profondo moto di indignazione, ma anche solidarietà e vicinanza nei confronti del ragazzino e della sua famiglia. Da più parti erano arrivate offerte di adozione di nuovi cagnolini, ed ecco Lilli, 2 mesi, e l'allegria che a tutti i cuccioli, siano essi animali o umani, non dovrebbe mai venir tolta. Siamo contentissimi anche perché ci voleva proprio, anche perché mancava proprio il cagnolino in casa, perché con Ciocco oramai erano 3 anni che eravamo assieme e si sente che manca, perché il suo abbaio, la sua guardia, il suo giocare, il suo rompere le scatole, perché anche quello faceva, e quindi lei non è che sia tanto di meno. La famiglia spera che ci siano presto notizie su come e da chi è stato ucciso Ciocco. Stiamo ancora aspettando, io so che sono andati avanti con le indagini, stiamo aspettando per l'autopsia. So che c'è appunto movimento, perché appunto il veterinario stesso che ci segue ci ha detto che voleva andare a fondo su questa storia. Giovani e impegnati nel territorio per aiutare chi è in difficoltà sono i ragazzi di Resana Green, l'ultima iniziativa lo scorso weekend. Salve, grazie mille, ho il sapone, perfetto, grazie mille. Metti 2 giornate a Resana con i giovani impegnati per il territorio. 30 aprile e 1 maggio i ragazzi dell'associazione Resana Green fuori dai supermercati per raccogliere alimenti destinati alla Caritas cittadina e aiutare chi sta peggio, soprattutto in questo periodo difficile. Un'iniziativa supportata dal Comune e dalla Proloco. Siccome durante la pandemia molte persone sono in difficoltà e anche noi giovani non ci troviamo a causa della pandemia e delle restrizioni, abbiamo pensato di mettere insieme questo gruppo per aiutare le persone in difficoltà e allo stesso tempo anche riuscire a stare insieme, ovviamente nelle regole. Un'iniziativa molto bella e con questa giornata si spera di spargere la voce anche e fare del bene il più possibile per la comunità. È un'iniziativa ovviamente in aiuto a chi è più in difficoltà, ne faremo altre in futuro, abbiamo già in programma il 30 di maggio la raccolta ambientale. Insomma, la parola d'ordine è rendersi utile e al tempo stesso riprendere a socializzare. In un periodo nel quale dei giovani spesso si continua a parlare negativamente, questa è una bella iniezione di fiducia per il futuro. Credo che in tempi moderni bisogna anche valorizzare i giovani che invece fanno qualcosa per la società. La Proloco ha piacere che questo gruppo di giovani si sia dato da fare e farà di tutto per favorire le loro attività. Bravi! E adesso apriamo la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. E si allarga il focolaio di Covid-19 dopo la festa proibita di compleanno in Baita a Vodo di Cadore a cavallo del 24 e 25 aprile scorsi. 22 nuovi tamponi eseguiti lunedì hanno riscontrato 2 nuove positività che portano a 6 il totale dei contagiati. Tutti i 26 soggetti rimangono in isolamento quarantena con nuovo tampone per gli attuali negativi previsto nel prossimo fine settimana.
E ora la questione ACC, il governo si sfila dall'accordo per il rilancio del progetto Italcomp e all'ACC scatta lo sciopero immediato alle porte e l'imminente chiusura dello stabilimento ormai a secco di liquidità. Attenzione, le RSU insieme ai segretari territoriali indicano lo sciopero alle ore 9. Tutti sono pregati di recarsi al punto di raccolta. L'annuncio dall'altoparlante dello stabilimento una manciata di minuti prima delle 9. Poco dopo i circa 200 lavoratori in turno all'ACC escono dalla fabbrica. Lo sciopero proclamato d'urgenza dalle organizzazioni sindacali è la risposta inevitabile alle indiscrezioni prima, ai comunicati ufficiali poi che il Mise per bocca della vice ministra Todde consegna alle agenzie di stampa nel tardo pomeriggio di ieri, che smentisce il contenuto del verbale della riunione di venerdì scorso, nel quale nero su bianco si legge che il ministro Giorgetti ha presentato l'emendamento all'articolo 37 del decreto sostegni per consentire ad ACC di accedere alle risorse di cassa tramite la SACE. C'era un impegno del governo di far sì che l'emendamento fosse inserito e che quindi i soldi arrivassero in anticipo. E quindi noi non vogliamo essere presi in giro. Non si può cambiare idea, questo balletto ignobile sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici. Alla chiamata rispondono tutti, volti stanchi e sfiniti quelli delle tute blu. Dov'è il modello Corneliani annunciato dal ministro Giorgetti? In quale lista stanno gli investitori annunciati dal presidente Zaia? Basta infingimenti, basta false promesse. Abbiamo bisogno di risposte. Qui la fabbrica a giugno è chiusa. Difficile non comprendere la rabbia per un'azienda che, pur in amministrazione controllata, ha reso noti i risultati a doppia cifra. Ma com'è possibile, dottor Castro? A maggior ragione mi taccio. Troppo delicata la posizione del commissario straordinario per rispondere, ma lui e tutte le maestranze sono gli artefici in questi mesi di un lavoro eccellente, forse troppo per qualcuno, e quindi si scende in strada di nuovo. È l'ennesimo sacrificio che vi chiediamo, ma è l'ennesimo sacrificio che dovete fare tutti, perché qui il 2 giugno, adesso si può dire, no? Il 2 giugno qui chiudiamo, ragazzi. Qui chiudiamo il 2 giugno, A noi mancano i soldi, non mancano le idee, non manca qualcuno che ci dia le pacche sulle spalle, mancano i soldi, quello ci serve. E quindi abbiamo bisogno di una politica proprio di due soldi, come si faceva una volta. L'appuntamento, l'ennesimo per i lavoratori alla Rotonda di Melle, che è diventata il luogo simbolo di una battaglia che ormai ha i giorni contati. Mancano i rappresentanti istituzionali, tutti, e la loro è un'assenza che brucia in un territorio che ad ACC deve molto. Le accuse dei sindacati sono prive di fondamento, questa è la precisazione del Ministero sul caso ACC, ma i lavoratori non ci stanno. Non è mai esistito né è stato promesso un emendamento Giorgetti al decreto sostegni per le aziende in amministrazione straordinaria. Il commento lapidario della vice ministra Todde si è trasformato in un atto di accusa nei confronti dei sindacati che hanno diffuso il testo del verbale della riunione di venerdì scorso, ancora in fase di valutazione e approvazione fra le parti, fa sapere la rappresentante del governo, promotrice nel Conte 2 del progetto Italcomp. Ma oggi l'esecutivo è cambiato e le idee pure. Ma che si vergognino! Una fabbrica in amministrazione straordinaria per forza di cose deve essere sostenuta dallo Stato. Se loro sono incapaci a gestire le crisi, intervenga il presidente Draghi, perché non ne possiamo più. Non dar sempre la colpa a qualcun altro. Il deputato del PD, Roger De Menec, invita tutti gli attori coinvolti a lavorare per il bene comune, a non strumentalizzare la vicenda ACC per le rispettive tattiche politiche. Il primo cittadino di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa, in tarda mattinata a fianco dei lavoratori in sciopero, nella sua veste di coordinatore del Consiglio di sorveglianza socio-istituzionale di ACC, chiede che il governo prenda pubblica posizione senza incertezze e ambiguità, la stessa che dovrebbero esigere tutti i politici bellunesi nel nome della nostra comunità. Quanti operai ci sono qua? Se siamo fuori dai cancelli, chi ci aiuta? Chi ci dà da mangiare? Oggi io sono qua, non volevo venire perché mi sembrava la solita cosa che si fa, però io da qua non mi muovo, possono portarmi via di peso, io non mi muovo più da qua. Devono vedere anche la nostra disperazione. Ed è tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Trebaseleghe.
Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica sempre prevalente, dunque tempo più stabile, ma con qualche insidia. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 6 maggio. Sul Veneto al mattino cielo molto nuvoloso, spesso coperto. Sarà via via più soleggiato con il passare delle ore, dove avremo un cielo sereno o al massimo con poche nubi sparse. Sui rilievi al pomeriggio non si escludono dei veloci acquazzoni. Temperature stazionarie minime tra 4 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra i 17 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo una certa variabilità più diffusa, qui con locali temporali intervallati da momenti più asciutti. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime fino ai 16-18 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole un po' su tutta la regione, qualche pioggia sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime infine fino a 23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Trebaseleghe.